11 cavalli rimasti dopo il ritiro del numero 8 Igalo Zac e andiamo a leggervi il campo dei partenti completo. Con il numero 1 Intrigo Italia guidato Andrea Farolfi, con il numero 2 Ionio Lorenzo Baldi, 3 Iris Nobel con Daniele Cuglini, con il numero 4 Iva ed Edo Loccisano, col 5 Ipotenusa VP dell'Annunziata, a concludere la prima fila dietro l'autostart con il numero 6 Iglesias Jet e Antonio Di Nardo. L'autostart richiama i concorrenti attivando le luci. Andiamo a leggervi la seconda fila che vede il numero 7 Itaca Sat con Maurizio Cheli, ritirato il numero 8, il numero 9 Instagram Maurizio Visco, col 10 Indurain SLM con Pietro Gubellini, 11 Ivor Francis con Davide Cangiano e il 12 Higgy Lux con Roberto D'Alessandro. Cavalli si stanno allineando, è un po' in ritardo in questo momento Itaca Sat, ma sta rientrando nei cavalli appunto che saranno partecipanti e quindi indietro nella seconda fila. La macchina termina la curva che introduce nella retta delle scuderie dove avverrà appunto il lancio. L'allineamento nella seconda fila non è perfetto, ma comunque si parte e Ionio è il più veloce. Ionio è il più veloce con Lorenzo Baldi, si mette davanti al numero 3 di Iris Nobel quando si passa appunto davanti al primo paletto che dà inizio alla curva, la prima curva della corsa. Ionio con decisione davanti a tutti, in seconda posizione ripeto il numero 3 di Iris Nobel con Daniele Cuglini e il gruppo un po' si sgrana. Il primo parziale, i primi 200 metri sono in 14, quindi comunque una partenza piuttosto svelta per l'allievo di Lorenzo Baldi. A destra troviamo Iva, un'attesa protagonista, e terza in corda invece è partito molto bene dalla seconda linea Maurizio Visco con Instagram. 400 metri in 29,6, quindi Ionio non sta lì a contare i passi ma se la dà un po' a gambe perché comunque è un'andatura numero per 5 la categoria Ipotenusa comunque relativamente squalificato. sostenuta, viene squalificata Ipotenusa, si arriva ai 600 metri in 45,2 e Ionio continua a mantenere un'andatura sollecita perché abbiamo ancora un 29,6 come gli ultimi 400 metri. Iva incomincia con decisione a provare a scavalcare il numero 3 Iris Nobel e si mette così alle spalle del leader di Ionio, quindi ora la situazione è cambiata, abbiamo Ionio che precede Iva e poi il numero 3 di Iris Nobel e a destra incomincia ad avanzare anche quello che è uno dei cavalli più attesi che si chiama Indurain SLM e ha la pettorina con il numero 10. Entriamo di nuovo nella retta delle tribune. Ionio continua nella sua marcia, continua a mantenere una media assolutamente degna per questa categoria, seguito da Iva. Da questo punto si è frazionato il gruppo, passaggio davanti alle tribune ancora con un parziale di 14,7 dell'ultimo 200 metri. Ionio non vuole sentire ragioni, se ne sono andati in 3. Ionio davanti ha una lunghezza di vantaggio su Iva e poi abbiamo Indurain SLM, altri 200 metri in 15,1, leggerissimo rallentamento ma neanche tanto, vorrei dire. Iva in seria difficoltà, Indurain Numero SLM 1 Intrigo non sembra Italia avere la brillantezza per squalificato. superarlo in un amen, mentre se ne va Ionio, se ne va ed arriviamo negli ultimi 400 metri, 14,7 ancora per la retta delle scuderie. Lorenzo Baldi prova a scappare via, prova a recuperare Indurain SLM ma confonde l'andatura all'allievo di Lorenzo numero Baldi. 2 Indurain Ionio SLM gli arriva dietro e squalificato. anche lui la confonde per la Numero stoppata, quindi è stato 10 in qualche modo Indurain SLM costretto per squalificato. la rottura del cavallo davanti. Riparte la corsa e vediamo che prova ad arrivare il numero 6 di Iglesias Jet che all'interno arriva e va a vincere questa terza corsa con un finale un po' rocambolesco, 1,16,7 per la vittoria di Antonio Di Nardo con Iglesias Jet, 2,38,1 per il rotolo complessivo compresi anche i 60 metri del via. E quindi andiamo a rivedere allo slow motion cercando di stare attenti anche a quelle che sono le squalifiche. E il numero 6 quindi di sicuro è vincitore, quindi Iglesias Jet, Antonio Di Nardo per Enrico Fiaschi e Afrim Schmidra, vince questa corsa il figlio di Owen CR. Poi vediamo comparire oltre al cavallo di Pippo Gobellini il numero 4 di Iva e il numero 11 di Ivor Francis, ma bisogna attendere un attimo la giuria per quelle che saranno eventuali squalifiche. Quindi vince il numero 6 Iglesias Jet, Antonio Di Nardo.